È appena scoppiata una bomba sul mercato dei trasferimenti, e non volete perdervi nessun dettaglio. Ma prima lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. Ora passiamo agli affari. Antonio Conte ha trovato in Scott McTominay un tassello fondamentale per il centrocampo del Napoli in questa stagione. Ma è emerso un curioso retroscena. Il tecnico azzurro aveva un altro nome come prima scelta per rinforzare il settore. Secondo l'inviato di Sky Sport Francesco Modugno, il giocatore che Conte voleva di più era Billy Gilmour, ex Brighton. Ancor più di McTominay. Nonostante la preferenza iniziale, alla fine Conte ha preso entrambi i giocatori. Ma Gilmour ha avuto poche occasioni negli ultimi tempi. Soprattutto viste le solide prestazioni di Stanislav Lobotka, che difficilmente esce dal campo. Anche per pochi minuti. Tuttavia, la stagione è ancora lunga e il giovane scozzese potrebbe avere nuove occasioni per dimostrare il suo valore nei prossimi turni di Serie A. Ora vogliamo sentire il vostro parere, tifosi del Napoli. Billy Gilmour merita più spazio nella squadra di Conte? Oppure McTominay è davvero la scelta giusta per guidare il centrocampo? Lasciate un commento e partecipate alla discussione.